Mister Giuseppe Guida, al termine del ritorno dei 16esimi di Coppa Italia, al termine della sconfitta dei suoi ragazzi ai Daniel Partini Codaci, una partita molto combattuta e giocata alla pari a piene armi nel primo tempo, poi forse un calo nel secondo tempo. Insomma, l'impressione di questa squadra è che ancora una volta è una formazione che non ha mollato di un centimetro, però la partita se l'è portata a casa i Partini Codaci. È come quando fai il tiro delle coperte, la tiri da un lato, la scopri dall'altro. All'andata avevamo deciso di avere un approccio più attendista, li aspettavamo e provavamo a ripartire. Oggi, visto che avevamo una settimana in più sulle gambe, abbiamo provato a prenderli più alti e il primo tempo abbiamo avuto ragione, perché abbiamo sicuramente fatto un grandissimo primo tempo di ottimo lavoro che abbiamo fatto. Poi purtroppo il secondo tempo abbiamo preso, nel momento secondo me migliore nostro, in cui abbiamo approcciato bene anche il secondo tempo, abbiamo preso un gol su tanti errori fatti a partire dalla catena di sinistra e sulla lettura in mezzo. Lì ci siamo fatti infilare, sono stati bravissimi loro e cinici a fare gol, e sul 2-1 devo dire che la squadra un attimino ha un po' mollato. Poi il terzo gol, il rigore, è stato un regalo da parte dei nostri difensori, una palla in uscita data a loro. Fa parte del calcio. Noi all'andata l'abbiamo preparato in un modo e avevamo avuto ragione, questa volta abbiamo provato a prenderli più alti per cercare di togliergli le giocate, tant'è vero che l'unica palla che avevamo concesso fino ai 60 minuti era la palla lunga del portiere loro, quindi eravamo bravi nelle letture sulle seconde palle. Poi ripeto, appena abbiamo avuto un piccolo calo fisico, è venuta fuori sicuramente la loro intraprendenza, la loro gamba, la loro esperienza, e hanno vinto meritatamente la partita. Domenica comincia il vostro campionato, comincia il campionato di eccellenza qui contro il Cuspermo, che è un'altra squadra che ritorna in questo campionato e sicuramente venderà Carapelle. Insomma, adesso avete la piena preparazione, insomma, che campionato si aspetta dai suoi? Ma noi troveremo la piena preparazione nel mese di ottobre, non prima, per quello che abbiamo fatto e per quello che abbiamo sulle gambe. Dobbiamo essere bravi a giocare le partite senza andare mai in extra time, perché altrimenti rischiamo di avere lo stesso crollo che abbiamo avuto oggi, che la squadra sta lavorando molto e sulle gambe non riesce ad avere un ritmo costante per 90 minuti, quindi dobbiamo essere bravi ad affrontare la partita in maniera corretta, leggere bene le varie situazioni ed essere più cinici sotto porta, perché il primo tempo, se avessimo avuto un po' più di fame, avremmo sicuramente realizzato qualche gol in più. Ripeto, rispetto all'andata, dove loro ci hanno chiuso nella nostra metà campo per 15 minuti e ci hanno veramente fatto male, creando palle su palle. Oggi è stata una partita molto equilibrata e paradossalmente il 3-1 è molto bugiardo, perché ripeto, non credo che oggi, per quello che si è visto in campo, il 3-1 era corretto, però quando l'avversario vince si fanno sempre complimenti e si va avanti. Per il campionato per noi è un sogno che si è realizzato, portare una piazza come Montelepre per la prima volta in eccellenza. La affronteremo con l'umiltà che ci ha sempre contraddistinto, con la consapevolezza che le partite in eccellenza sono tutte difficili e al primo errore la paghi, quindi dobbiamo essere molto più attenti, molto più cinici e soprattutto ancora più squadra di quanto non siamo stati oggi. Mister, grazie e in bocca al lupo.